porta, falla entrare da me. Lei l'ha fatto settembre, lei l'ha fatto con me, e se nella sua testa ho preso di te mai. Bagnerà i miei pensieri come quando ancora userò i suoi capelli, io la pettinerò prima che sia settembre, il mio sangue le darò. Lascio tutto a te, il mio amore, dille che se vuoi io saprò aspettare, l'accompagnerò dentro il mio giardino, sempre l'adrerò da vicino, sempre sempre. Ciao Alberto, ci rivediamo dopo circa un mese, ci siamo visti in occasione della serata Pro Tenco. È vero, è vero. Stavolta la location è tutta diversa, siamo nell'ambiente della moda. So che tu sei molto amico del nostro amico Enrico Montolivo, che ti ha voluto fortemente, tu chiaramente. Tra l'altro posso farti una domanda cattiva? Dimmi. Hai un modo di mandare i messaggi WhatsApp che sono la fine del mondo, è tutto enigmatico, molto simpatico. Non è una domanda cattiva. No, magari uno dice come fai a sapere io come scrivo i messaggi? Cioè ci vuole uno scienziato a scrivere un messaggio così. Ma no, c'è qualche parolina, c'è qualche colore in più, qualche lettera colorata, perché almeno usciamo dalla routine. Certo, ma noi non spieghiamo più di tanto per fare in modo che la gente dica chissà come manda i messaggi Alberto Fortis. Comunque dobbiamo farti i complimenti perché ti abbiamo ascoltato nella serata Pro Tenco, sei stato eccezionale, la tua musica è sempre molto pathos, fa molto cuore. E questa sera? Grazie, questa sera come hai anticipato tu sono qua su invito dell'amico Enrico Montolivo naturalmente, e poi anche per questa meravigliosa ospite che c'è, che è Claudia Gerini, quindi insomma c'è anche tanto cinema questa sera, e il cinema è il mio secondo grande amore, oltretutto io sono spesso anche regista dei miei videoclip, tra cui ricordo, accenno a quello realizzato sull'opera di Christo, Floating Piers, questo ponte galleggiante che aveva allestito l'artista Christo sul lago d'Iseo, e quindi quando c'è insomma la commistione anche di cinema e di musica la cosa mi affascina molto. Tra l'altro io non sapevo una cosa che chiaramente tu mi dirai, come ti sei permesso di venirla a sapere? Tu sei venuto a Genova a studiare medicina. Certo. Mi stava raccontando Enrico, poi a un bel momento hai deciso che era meglio fare il cantautore che il medico. Ma dunque, la passione era più per la musica. Sì, io ho parte della famiglia Genova e infatti ho fatto 3 anni a San Martino, anche perché vengo da una famiglia di medici, papà medico, cugini e zii, insomma, quindi mi sarebbe probabilmente anche piaciuto, ma è da quando ho 5 anni che faccio musica, quindi la scelta fortunatamente per i miei pazienti potenziali è stata una musica, insomma. Noi possiamo dirti solamente grazie di aver deciso di fare il cantautore e da fare il musicista, perché saresti stato sicuramente un grande medico, però magari noi preferiamo Alberto Fortis, musicista. Vabbè, insomma, qua diciamo che non abbiamo fatto male a nessuno, anzi spero di aver fatto del bene anche con il prossimo lavoro su cui sto preparando, quindi sto lavorando adesso in contemporanea su 2 studi di registrazione e stanno uscendo tutte le cose nuove, quindi speriamo di trasmettere altre belle cose al pubblico. Noi te lo auguriamo, ma sicuramente sarà un successo. Ti ringrazio e ti ascoltiamo molto volentieri. Grazie. Questa canzone è stata chiesta specificamente da Enrico, quindi non possiamo esimerci, la dedico a lui, naturalmente a tutti voi, e anche ai ricordi di un inizio di carriera che mi ha visto proprio qua a Genova, e tanto che ero studente di medicina
cominciare a scrivere tante cose che poi sono diventate parte del mio primo album, del mio primo lavoro. Stavo immobile nel letto, con le gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso. Mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera, di chissà che prenotato sulla sedia di là. Ogni volta che rideva si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era pistaccione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara. Penso troppo al mio futuro, mi diceva delirando. Penso troppo al mio futuro, ci penso troppo e vivo male. Penso che da più di un anno cambieranno i miei progetti e penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non fermi in questo amore, vivi sempre nel momento. Cogli il giorno e tanto amore, cogli i fiori e di là. Quanti amici hanno tradito, insistevi nel rosino. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, ma hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare.